siamo alla fine del 2025, a Udine c'è ancora il problema del passaggio a livello che non consente il libero spostamento, un agevole spostamento tra la parte un po' più lontana della città e il centro, la periferia e il centro. Questo è un problema gravissimo, pensate ai soccorsi, pensate alle ambulanze, ovviamente oltre il disagio che viene arrecato agli studenti, ai lavoratori, a chi deve passare da una parte all'altra della città. Tutto questo non va assolutamente bene e bisogna intervenire, ognuno per le proprie parti, verso le infrastrutture nazionali, le infrastrutture ferroviarie regionali, e il comune deve fare la sua parte. Ci troviamo di fronte ad un'opera appunto che crea disagi a tutti e su cui bisogna intervenire e subito, lo diciamo da sempre come un Movimento 5 Stelle, l'abbiamo fatto anche con numerosi interventi anche a livello regionale e in questo momento di stallo stiamo a gridare con forza la chiusura e la dismissione dei passaggi a livello che tagliano la nostra città. È una vergogna, una grande vergogna, perché stiamo andando avanti dal 2012 ed ancora non è stato fatto nulla, e io spero e mi auguro che Salvini, con quei 340 milioni che ha promesso, riusciremo a fare quel gomito di 800 metri per il secondo binario e così tutti i treni passerebbero di lì, sia passeggeri che merci.